amici, eccoci finalmente arrivati al finanziamento dal basso di Catarsi, Ascensione and Raving, un cortometraggio divertente e stralunato. Catarsi è la storia di un uomo, interpretato da me, che si dispera perché la sua modella americana preferita è venuta a mancare. Trattandosi di un uomo abituato a ottenere ciò che vuole, decide di volerla incontrare comunque anche se è morta. È un'idea un po' pazza la sua, vuole incontrare a tutti i costi la modella, che in questo caso sarei io, e attraverso una serie di strane avventure e un ascensore si ritroveranno in questo meraviglioso giardino pieno di luce. Purtroppo le cose non andranno come previsto e il nostro uomo... Beh, mica possiamo dirvi tutto. Possiamo dirvi però che Catarsi, oltre a essere una commedia divertente e surreale, nasconde al suo interno una grande metafora della vita contemporanea, che si capisce man mano che le scene si susseguono. Inoltre il film avrà un look pop ed una colonna sonora davvero eccezionale. È un progetto ambizioso e da soli sarà difficile realizzarlo. Partecipando al nostro crowdfunding farete parte di un progetto veramente originale e avrete delle ricompense uniche in cambio. Proprio così. Ad ogni contributo corrisponde un premio unico nel suo genere. Poster, magliette, corsi, fotografie, eventi. Che potrai avere solo partecipando a questo crowdfunding. Quando il film sarà realizzato ci piacerebbe iscrivere Catarsi a una serie di festival nazionali e internazionali, così da mostrarlo a un grande pubblico. Per questo abbiamo riunito una troupe di tecnici attori che ci permetta di mantenere uno standard di produzione di alto livello. Per contribuire ti basta scegliere una delle ricompense. Le trovi sul link qui sotto o cercando su Apple. Scegli la tua ricompensa, grande o piccola che sia. Se pensi che ne valga la pena, condividi con i tuoi amici. Con il vostro piccolo ma grande aiuto Catarsi potrà essere realizzato. Catarsi è una storia sorprendente, un progetto dal messaggio universale che può arrivare dappertutto. Dateci una mano, perché a volte partecipare a un rave è tutto ciò che rimane.